Sciopero a Sedico e sciopero a Feltre con FIOM, CGIL e FIM-CISL schierate assieme su entrambi i fronti. A Sedico la preoccupazione per i dipendenti di HPO, che verrà smembrata con 14 dipendenti su 80 trasferiti a Castelfranco Veneto e gli altri a Belluno, ma per una produzione prevista che sarà solo il 50% di quella attuale, con il dubbio che anche il numero dei dipendenti poi possa subire la stessa riduzione. Oggi abbiamo due scioperi in provincia di Belluno, uno qui alla HPO Iber Polaris di Sedico e uno alla Hydro Extrusion di Feltre. Qui il problema è che questa azienda ha annunciato da tempo una riorganizzazione che comporterà lo spostamento di tutte le produzioni. In una prima fase c'era stato garantito che le produzioni oggi qui sarebbero state a Belluno, quindi a pochi chilometri da qui, 4-5 chilometri, e quindi con nessuna ricaduta occupazionale. 2 giorni fa invece l'azienda ci ha comunicato che faranno una cessione di ramo d'azienda e quindi il marchio Iber, che è uno dei due marchi prodotti qui, sarà trasferito a Castelfranco Veneto e nel trasferimento del ramo d'azienda ci saranno anche 14 lavoratori. A Feltre, invece, Hydro avrebbe lasciato ancora una volta a casa i dipendenti a tempo determinato, una quindicina di persone che entrano e escono dall'azienda a seconda dell'aumentare o diminuire del lavoro. In più c'è il caso del licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato, reo di una infrazione al regolamento interno che per le rappresentanze sindacali non è ragione sufficiente per il licenziamento in tronco. A Feltre invece Hydro Extrusion, come sempre, quando calano i volumi non rinnova i contratti in somministrazione scaduti. Per noi questa è una cosa inaccettabile, ci sarebbero gli ammortizzatori sociali che aiutano le aziende a transitare periodi brevi di difficoltà. Hydro non vuole aprire la cassa integrazione perché la reputano una cattiva pubblicità per il mercato, per i clienti, e a pagare sono i lavoratori ai quali non rinnovano i contratti in scadenza. In più abbiamo avuto un lavoratore che si è reso responsabile che ha avuto una contestazione disciplinare, in conseguenza della quale l'azienda lo ha licenziato. Per noi è un provvedimento esagerato, sproporzionato rispetto a quanto commesso, e inoltre l'azienda continua in una pratica di gestione degli orari come fosse una loro pertinenza.